Ecco, avvocato, si dice sempre, no, l'individualismo ha fatto grande poi questo territorio, ci sono tanti self-made man, poi il rovescio della medaglia però è che non si riesce a fare squadra, sistema, a collaborare, no? E anche in politica a volte succede che si vada verso una meta molto divisi, no? Come mai sull'indipendentismo in Veneto c'è una galassia di formazioni che insomma... Guardi, rischiano poi di disperdere un po'. Qui invece la devo contraddire, osservando che cosa? Innanzitutto non c'è una galassia, c'è solo Indipendenza Veneta. L'hanno scritto due professori che ci sono vicini, che recentemente hanno pubblicato sui giornali nei quali sono ospitati, il professor Carlo Lottieri e il professor Marco Bassani. Università di Milano, no? Sì, Lottieri di Siena e Lugano, Bassani di Milano. Sì. Hanno scritto proprio questa cosa qua, che in Veneto, dopo anche purtroppo l'esito negativo di plebiscito, che non è riuscito a raccogliere le firme, e in realtà sulla scena è rimasta soltanto Indipendenza Veneta, che ha un solo punto, quello del diritto di voto sul tema di indipendenza, la chiave che poi apre tutte le altre cose. La lista che è andata, abbiamo già parlato prima, non vorrei perdere tempo, cioè quella è una lista fasulla nel senso politico del termine. Io rispetto tutti, anche chi vuol giocare con la credibilità della gente e con la poca informazione che c'è. È una lista che non può portare a nessun risultato, perché insieme c'è i Fratelli d'Italia, e quindi se i Fratelli d'Italia dicono no perché loro sono per unità e indivisibilità, per il Sud, per quant'altro, questi pseudo indipendentisti hanno già finito la loro storia. Quindi noi abbiamo bisogno di portare avanti questo progetto sull'obiettivo esclusivo dell'indipendenza, perché la chiarezza del tema non deve lasciare scampo. Mi diceva però, lei voleva sapere che cosa? No, appunto, che ci sono state tante formazioni. Delle altre formazioni. Le altre formazioni non ci sono sostanzialmente, si sono diciamo, unite al nostro progetto proprio perché noi abbiamo messo un solo punto. E quindi per questo le chiedevo chiarimento, cioè la domanda, non ci sono le altre formazioni, c'è questa lista civetta che si è messa in campo a 3-4 giorni dalla scadenza del termine, imitando anche il nome, tant'è vero che il collegio elettorale di Venezia e poi la Corte d'Appello aveva detto che c'era la confondibilità, poi il TAR ha giocato di quantità, pensi alla giustizia italiana, ha detto ma 6 sono già state ammesse, una non è stata ammessa, dai buttiamoli dentro tutti. Quindi, però sotto il bandierone di San Marco, allora lei dice ci siamo solo noi. Solo noi, ci siamo solo noi, ma ormai lo riconoscono gli osservatori, i politologi, lo riconoscono i due accademici che ho citato prima, è un'opinione ormai diffusa. Io rispetto tutti, ovviamente, anche chi corre dentro la lista civetta, ci mancherebbe, però chi vuole il cambiamento sa che viene interpretato da noi e viene interpretato in modo serio per quella che è la storia Indipendenza Veneta, per quello che abbiamo fatto dall'esterno del Consiglio regionale. Bisogna percepirle le cose nella loro concretezza, non penso che chi si improvvisa all'ultimo minuto indipendentista cambiando una sigla e scrivendo una cosa possa avere consenso se non per errore, insomma, ecco.